Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Sveva, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1022 di oggi, mercoledì 25 di giugno dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, dove ci sono gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro materiale interessante ancora. Le nostre coordinate 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure per le vostre telefonate 0292947222, quando lo dirò io. Allora, avete ascoltato Nino Rota con il tema di Amarcord, perché questa puntata ha una colonna sonora dedicata ad Alvaro Vitali. Alvaro Vitali è stato un grandissimo attore, anche se è rimasto intrappolato nella maschera di Pierino, anche se qualcuno lo ricorda solo per i B-movies degli anni 70 che in fondo hanno anticipato il Cafonal di cui parla oggi Dago Spia. Esisteva pure negli anni 70, ma ce lo si raccontava dandosi di gomito dottoresse, infermiere nella corsia dei militari, insegnanti, poliziotte che fanno carriera. Addirittura Vitali ha fatto anche un colonnello Buttiglione diventa generale, derivato appunto dal personaggio inventato da Mario Marenco ad alto gradimento nel 1970, ma soprattutto è stato un attore felliniano, incredibile ma vero. Alvaro Vitali ha interpretato 5 film di fila di Federico Fellini e la sua particolarità è che il maestro aveva con lui questo rapporto di affezione, gli parlava, gli raccontava le trame dei film, gli spiegava le cose, eccetera eccetera, e Alvaro ogni volta gli diceva: "Adottò, non ho capito un cazzo", e lo faceva ridere anche così. Alvaro Vitali è stata una figura, ripeto, che è stata accantonata. Lode sia e giusto merito venga dato ad Antonio Ricci, che lo riscoprì negli anni 90
per Striscia la Notizia, quando faceva Jean Todt prima e Marina Doria dopo. Poi sono successe tante altre cose, ha avuto problemi di salute, insomma non è stata una vita facile la sua. Ma resta un grande attore che purtroppo questo cinema non ha valorizzato come avrebbe dovuto. Ma stasera noi abbiamo una piccola cosa che vi racconteremo nel faccia a faccia delle 19.05, che ve lo farà vedere sotto un altro profilo. Sveva, se tu sei pronta, andiamo intanto con il diritto e rovescio e così possiamo preparare il Qui Parlamento di stasera. Vai pure. In 48 ore Donald Trump ha aperto e chiuso una partita difficilissima come l'attacco ai siti nucleari dell'Iran con i suoi super bombardieri da $1 miliardo l'uno e con le bombe da 40 tonnellate che solo gli USA hanno oggi nel mondo, bombe che sono capaci di perforare il terreno fino a 60 metri sotto il suolo. Con questo attacco Trump ha fatto un lavoro che Israele non riusciva assolutamente a fare perché non ne ha i mezzi. Neutralizzati i siti più importanti, Trump ha però dichiarato che la sua guerra contro l'Iran si era chiusa ed ha invitato Israele a fare subito altrettanto. Ma Netanyahu, liberatosi almeno per il momento dalla minaccia nucleare degli Ayatollah, voleva proseguire da solo contro obiettivi iraniani che sono alla sua portata. Ma Trump è riuscito a bloccarlo. Non so a che argomenti sia ricorso, ma bisogna riconoscere che nessun altro presidente americano dopo Reagan sarebbe mai riuscito a fare altrettanto. Sì, è proprio così. Nessuno dopo Reagan è riuscito a ridurre alla ragione Israele dopo aver lanciato un attacco in grande stile. Comunque adesso è il momento di Qui Parlamento. Sigla. Solo un attimo, Antonino, perché ancora non sono in contatto con il senatore. Ok, allora io vi do alcuni aggiornamenti. Intanto sappiate che Trump è già in volo verso l'America. Si è tenuto l'incontro in Olanda, appunto, della NATO. Rutte ha annunciato che tutti i paesi, tranne la Spagna, si sono accordati per aumentare la spesa al 5% del PIL entro il 2035 per la difesa. Trump ha anche spiegato che l'articolo 5 non vuol dire che l'America si disinteresserebbe nel momento in cui l'Europa venisse attaccata, ma dice sostanzialmente noi ci saremo sempre, ma voi dovete fare la vostra parte. Ha ringraziato gli alleati, ha detto che questo incremento del PIL è una vittoria per tutti e in particolare Trump ha anche meritato il soprannome di Daddy, Papino, perché a quanto pare Rutte nelle conversazioni private lo chiama così. Siamo a una politica veramente incommentabile. Siamo passati da taco, Trump always chickens off, Trump si tira sempre indietro, a Daddy Trump. Daddy Trump. Comunque sia, questo 5% è stato approvato, tranne la Spagna. Ha detto Trump che la Spagna si vuole fare un giro di giostra. Abbiamo il senatore in linea. Sì, adesso partiamo subito. Vuole farsi un giro di giostra gratis e ha detto che gliela farà pagare con i dazi. Bene, e adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io ritrovo con molto gusto un gradito ospite, il senatore Claudio Borghi. Buonasera e bentornato. Ma buonasera, ma ciao. Come sono andate queste comunicazioni della Presidente Meloni, senatore? Ma gli ho detto tutto quello di cui a cui bisogna prestare attenzione. Mi auguro che l'abbia fatto, perché sai, poi adesso ci sono notizie di stampa e come sempre in realtà non sono quelle che mi interessano i dettagli, gli atti e così via, perché gli intenti, le intenzioni sono gratis, no? Poi dopo invece bisogna vedere cosa sono i dettagli, entro quanto, entro come, entro perché, ma insomma inizialmente posso solo dire una cosa, che è la stessa cosa che gli ho detto in aula, vale a dire attenzione, perché politicamente non è sostenibile dire che si va a spendere tutti questi soldi per armi senza avere dall'altra parte degli investimenti in altro.
Cioè, tu non puoi raccontare a un cittadino a cui sta venendo tagliato magari l'ospedale piuttosto che la pensione o similari, che però insomma tutti i missili che vogliamo si possono comprare, anche perché i conti sono abbastanza presto fatti. Noi in questo momento abbiamo un deficit che è all'incirca il 3,5%, per dirla facile, no? Allora, un punto di deficit sono 20 miliardi. Il patto di stabilità al momento ci chiede di andare verso l'1,5% di deficit, quindi di tagliare una roba tipo 40 miliardi. In parallelo, se si volesse andare invece al 5%, no, delle spese militari, bisogna spendere in più 60 miliardi. Ora, non è che ci vuole il genio della matematica per capire che 60 più 40 fa circa 100 miliardi, non una tantum, di fisso. No? Quindi rispetto a quello che facciamo adesso bisogna fare spazio per 100 miliardi in più. Ecco, questa cosa è sostenibile soltanto se l'Unione Europea rottama del tutto il patto di stabilità e mette delle precise garanzie tipo anti-spread o anti qualsiasi cosa, perché sennò altrimenti che facciamo? Cioè ci mettiamo a spendere questi soldi e poi ci fanno come la Grecia e ci dicono che ne abbiamo spesi troppi, e allora, cioè, capito? Io, come dire, il mio mestiere è fare un po' il vigilante, ecco, di queste cose. Magari faccio il noioso, magari faccio quello che ma come? Ma qua siamo tutti d'accordo, tutti felici? Sì, ok, tutti d'accordo, tutti felici, ma poi alla fine ci sono i soldini e io devo ragionare su quelli. Pronto? Antonino, ci senti? Pronto? 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 Antonino, ci senti? Senatore, Io lei vi ci sento. sente? Io vi sento. Io vi sento bene, eh? Senatore, mi scusi, recupero Antonino, metto un minuto di Ecco, jingle, va mi bene. scusi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Perfetto, senatore, rieccomi. Eccomi qua. Eccomi. Quindi stavamo dicendo, scusate, ma qua Teams, grazie Microsoft, Teams non è stato molto all'altezza in questo momento. Comunque, senatore, appunto, quello che vorrei sottolineare, secondo lei oggi la Meloni ha rispettato i caveat che lei ha lanciato in aula o, diciamo così, per il momento va bene così? Ah no, beh, questo lo vedremo, come dicevo lo vedremo, perché questi sono principi generali, ma i principi generali poi devono essere tradotti in norme, no? Cioè, i principi generali appunto è una cosa è dire va bene lo facciamo, una cosa è lo facciamo in che modo, con che altre contropartite, quindi è tutto da discutere. Di certo al momento, insomma, io mi metto nei panni di Meloni, non è che se anche al momento dei principi generali facciamo come la Spagna, poi dopo arriviamo anche noi con i dazi doppi tipo la Spagna, quindi se al momento l'impostazione della discussione era così, mi immagino che non è che avesse tanta scelta, ecco.
insomma, diciamo che la cosa sarebbe accettabile se l'Europa non venisse poi col bilancino a dire deficit PIL, dovete stare sotto questo e sotto quello, ma questo significa rifondare l'Europa di fatto. O quantomeno rivelarne le contraddizioni, perché alla fine noi ci siamo sempre basati su questa enorme menzogna raccontata dall'Unione Europea, no? Vale a dire che il denaro era finito, cioè che non c'erano i soldi per fare questo o quest'altro, quando invece si nascondeva dietro questa frase delle scelte politiche. Io penso che ormai sia, diciamo, non più occultabile questa questione. Ci sono delle scelte politiche, cioè al momento la scelta politica è che i missili sì e va bene, ma che non si venga a dire che non ci sono i soldi, perché altrimenti, insomma, questa non la beve più nessuno. Ai tempi della Grecia, no, vi ricordate? Cioè, la Grecia fu fatta virgolette fallire proprio a seguito di spesa militare. Cioè il governo greco comprava dai tedeschi i sottomarini della Siemens, e magari sotto c'era pure qualche giro di mazzettone, perché la Siemens, diciamo così, è accertata essere stata una ditta che è stata al centro di casi di corruzione internazionale, e poi il risultato che cos'era? Che dopo che la Grecia aveva speso per comprare armamenti dalla Germania, cosa che finché lo faceva era tanto brava, e improvvisamente poi dopo gli hanno detto che c'aveva troppo debito, no? Infatti. Capite bene che se non ci si siede al tavolo e dire sentite, cioè qui possiamo fare anche il 30% di spesa militare, però evitiamo di prenderci in giro, insomma, le cose devono essere spiegate in un'altra maniera e devono essere strutturate in un'altra maniera, perché noi per esempio abbiamo evidentemente degli interessi urgenti per un altro tipo di spesa, un po' più vicina ai cittadini, insomma. Certo, chiaramente. Allora aspettiamo di sentire dalla Meloni che cosa è successo in quel dell'Olanda, e ci auguriamo che abbia seguito i suoi suggerimenti. E soprattutto aspettiamo di vedere come si traducono gli intenti in realtà. Certo. Senatore, per concludere, al momento mi sembrava proprio una cosa del tipo sì, dai, facciamo, ecco, cioè, poi insomma i dettagli ci sono, perché quando per esempio si dice che allora però dentro questa spesa ci vanno anche i soldi per le infrastrutture, già cambia, no? Il discorso, perché se io per esempio metto sul conto, tanto per dirne una, il ponte sullo Stretto, perché nel caso uno dice che come si chiama, le forze della difesa devono essere mobilitabili verso il fronte sud, e quindi ci deve essere per forza un'infrastruttura di passaggio, capisci che già cambia, ecco, il discorso, no? Perché invece di metterlo sul conto dell'infrastruttura lo metti sul conto della difesa, e vedi che insomma tutto assume una diversa valenza. Quindi quando si parla di soldini bisogna sempre stare molto 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 prudenti, perché ci sono delle cose che possono sembrare diverse rispetto a quelle che sono. Certo. Senatore, per finire, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Domani mattina siamo sempre in aula, e poi c'è ancora proseguono le sedute della commissione Covid. Io in questo momento, devo essere molto sincero, non sono enormemente interessato a quello che sta venendo fatto in commissione Covid, perché ci si sta molto dilungando ancora sulla prima fase della pandemia, vale a dire sugli acquisti delle mascherine. Ora, per chi come me pensa che tutto sommato questa storia delle mascherine fosse più che altro una specie di carnevalata, perché cioè adesso, per carità, se uno prende la mascherina sterile da laboratorio, no, e se la mette su, sicuramente proteggeva. Per come ci ricordiamo che venivano usate, secondo me era più un danno che un altro. Cioè, vi ricordate, cioè adesso sembra un secolo fa, no?
ma mascherina in faccia si toglieva, perché tanto uno ne aveva una che si teneva per tutta la settimana o se andava bene, dopodiché la si metteva in tasca oppure la si appoggiava sul bancone del bar, no? Così rammazzava su tipo scarpetta del sugo tutti i microbi che c'erano attaccati, e dopodiché ce la si teneva attaccata sul naso, ce la si rimetteva, no? Cioè, quindi io sinceramente questa roba qua delle mascherine mi scalda fino a un certo punto, anzi non mi scalda per niente, quindi ci vado per vedere se ci sono delle cose interessanti, perché oggettivamente insomma l'importazione delle mascherine all'epoca sicuramente ci sono stati degli abusi, ma non è una cosa che mi scalda tantissimo, però devo andarci, ci vado. Molto bene, allora avremo modo eventualmente di sentirci anche su questo. Grazie senatore. Grazie, arrivederci. E allora pausa e torniamo dopo Piero Umiliani, l'insegnante del 75, con Alvaro Vitali. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, l'anno era il 1975, questo era L'insegnante, la sigla di Piero Umiliani, film con Eduige Fenech, Gianfranco D'Angelo e Alvaro Vitali, che faceva lo studente siciliano, film girato a Cefalù tra l'altro, e a un certo punto c'è un immenso Enzo Cannavale che parla con un altro attore e gli dice: ma certo che qua noi ci troviamo male, torniamocene al nord, intendendo Napoli. Straordinario. Va bene, vediamo se c'è già Sua Soavità Paola D'Amico, l'amica degli animali. Vediamo un po'. Vabbè, tra un minuto la avremo. Nel frattempo, appunto, andiamo a vedere le ultime notizie e vi ricordo. Ecco, una delle cose, tra l'altro, che ha fatto, diciamo così, drizzare le antenne ai presenti, perché Zelensky ha avuto un colloquio con
Trump, che a quanto pare è stato un colloquio molto civile, molto cordiale. Zelensky ha stupito tutti perché si è presentato con come si dice, con un completo nero, non si è presentato con la sua solita tenuta militare, e quindi anche questo ha, diciamo così, dato molto da pensare ai presenti. Invece, tornando alle notizie, in Italia l'ANSA apre con trovato morto Matteo Formenti, il bagnino nella piscina dove ha annegato un bambino. Il 37enne era scomparso dopo essere stato indagato, la tragedia è avvenuta a Castrezzato, il bimbo era sfuggito ai genitori. Ancora, il vertice della NATO, gli alleati si impegnano a investire il 5%, nessuna menzione all'ingresso di Kiev. Per Impagnatiello e ergastolo anche in appello, ma non premeditò. La sorella di Giulia vergogna. Ma uno che va a fare le ricerche online su come scannare cristiani, se non è premeditazione, perdonate, egregi giudici, non vi si manca di rispetto, ma diciamo che qualche dubbio viene forte nel momento in cui tu dici non è premeditazione. Giallo a Vienna, incidente o suicidio per la polizia austriaca, la morte dell'hostess è un caso chiuso. Le previsioni, caldo record fino a domenica, 6 città da bollino rosso. E poi prima alleanza tra aziende farmaceutiche per l'inclusività LGBTQ+, ma adesso l'amica degli animali. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Buonasera Paola, bentornata, grazie del tuo tempo, mi scuso per il ritardo. Tranquilli, buonasera. Direi che se c'è Rosario Balestrini ci colleghiamo con lui perché per adesso ha il telefono occupato. Ha il telefono occupato per ora. Ah, ok, allora mi attesa di trovarlo perché so che poi ha un impegno, però voleva essere con noi stasera per parlarci di quell'uccellino di cui ci avete mandato le foto. Un lettore ci ha mandato le foto, un pettirosso, credo, spero, voglio, però sentiamo lui. E quindi era importante parlare con lui, ma poi, se riusciamo sempre a collegarci, volevo chiedere a lui cosa accadrà, visto che le previsioni degli ultimi studi pubblicati da Nature, Ecology and Evolution, dicono che oltre 500 specie di uccelli rischiano di scomparire entro i prossimi 100 anni a causa dei cambiamenti climatici. Noi tutti siamo alle prese con dei caldi tropicali abbastanza ormai usuali, forse in giugno non erano così usuali, ma ormai sono usuali. Aspettiamo e facciamo avanzare la pioggia, ma che succede ai nostri amici animali che non hanno i condizionatori e quindi a quelle temperature incredibili, un po' africane, sono costretti, diciamo, ad abituarsi, a adeguarsi, a trovare riparo anche adesso. Scusami Paola, Rosario Balestrieri al telefono, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Prego Paola, a te il comando. Approfittiamo di te Rosario, grazie per essere ancora una volta con noi e naturalmente grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Rosario, volevamo capire quell'uccellino di cui hai le foto che ha mandato un ascoltatore di Radio Libertà su Facebook, che uccellino è, e ci sono anche delle uova. È normale che un uccellino possa fare di questo genere, faccia un selvatico, faccia un nido e che ponga le uova su un balcone. E poi l'altra cosa che ti chiedo, so che hai poco tempo per stare con noi, è cosa possiamo dire di questo studio pubblicato su Nature, Ecology and Evolution, che dice che oltre 500 specie di uccelli rischiano di scomparire nei prossimi 100 anni. Magari altri ne sono già scomparsi e non lo sappiamo, abbiamo perso un po' di vista. Questo a causa dei cambiamenti climatici, della perdita degli habitat e di altre pressioni antropiche. Qual è il quadro e cosa possiamo fare tutti noi nel nostro quotidiano? Perché forse anche le piccole azioni che ognuno può fare ogni giorno magari non cambieranno il destino del pianeta, però potranno dare un piccolo contributo. Ti lascio la parola, grazie. Perfetto, parto dalla prima domanda, quella relativa appunto alle foto
che sono state inviate in merito alla nidificazione sulla fioriera di un balcone. È un caso particolare perché riguarda una specie che normalmente non nidifica in contesti così urbanizzati. Nel caso specifico, quel nido di cui si vedevano le uova e poi in una successiva foto l'adulto in cova era un pettirosso, specie che vediamo molto facilmente in città in inverno, ma che per la nidificazione di solito ama aree boscate con un fitto sottobosco, per cui la nidificazione in ambiente urbano, proprio come un balcone, non è così frequente. Però c'è da dire che la nidificazione di altre specie di passeriformi e non solo in ambiente urbano, su balconi ed altre strutture, è in realtà diciamo, molto frequente. Ci sono veramente le specie quasi ormai diciamo, quasi dipendenti dalle nostre strutture e in trend decisamente positivo come nidificazione in ambienti urbani. Basti pensare, diciamo, forse la prima specie che ci viene in mente è il gabbiano reale, che è sempre più presente sui tetti delle nostre città e si sta espandendo sempre più. Ma diciamo, ritornando sui passeriformi come il pettirosso, possiamo trovare diciamo, nelle fioriere facilmente uccelli come la ballerina bianca, che spesso possiamo osservare nidificante in città, o il codirosso comune, anche se in quel caso invece di usare le fioriere tende ad usare delle cavità diciamo, nelle mura. E in generale le specie sinantropiche come passeri, colombi ed altri diciamo, sono molto diffusi come nidificanti su tetti e balconi, e ci sono alcune specie come ad esempio i grillai che nonostante siano specie diciamo, di interesse prioritario, specie rare, sono molto comuni in ambienti urbani, soprattutto di alcuni luoghi. Diciamo, il caso più noto è Matera. Diciamo, nei Sassi di Matera nidifica praticamente su tutti i tetti ed è importante soprattutto in caso di restauro o di messa in sicurezza del tetto, comunque di lavori che uno fa diciamo, a casa propria, di diciamo, tenere in considerazione queste presenze. Questo riguarda spesso anche pipistrelli che se appunto vengono fatti lavori che murano le cavità e non consentono agli animali di nidificare dopo il lavoro, alcune specie sensibili, come ad esempio proprio il grillaio, possono in effetti diciamo, pagarne le conseguenze e andare in trend negativo localmente. Quindi Paola, se diciamo, sei soddisfatta di questa prima domanda, passo alla seconda. Sì, no, ti volevo chiedere, anche i rondoni nelle città, anni fa ricordo che chiusero le cavità al Castello Sforzesco, nella torre del Castello Sforzesco di Milano, che era importante come centro di nidificazione dei rondoni. Mi ricordo che scrivemmo questa notizia un po' allarmati sul Corriere di Milano, venni ripresa dalle autorità cittadine, salvo poi che appunto il conservatore del castello fece un passo indietro. Però mi ricordo che dopo aver scritto l'allarme degli ambientalisti, dei naturalisti per questi cantieri che avevano chiuso, erano cantieri per restauro che però avevano tappato tutte le cavità destinate, diciamo, ad accogliere i rondoni durante l'estate, io venni ripresa un po' per l'orecchio pesantemente. Allora sì, il rondone è una delle specie che maggiormente nidifica nei centri urbani, usa delle cavità piccolissime, è veramente spesso difficile accorgersi del nido, anche perché entra molto molto velocemente nella cavità nido, bisogna fare molta attenzione, e a differenza delle rondini non ha delle coppette di fango che ci consentono di individuarlo, per cui non è semplice vedere se c'è un nido di rondone, e quindi spesso anche non volendo si fanno dei danni notevoli, mettendo ad esempio i ponteggi con la rete ombreggiante. Quei ponteggi davanti alle mura impediscono di fatto ai rondoni di raggiungere le proprie cavità nido e quindi covare le uova o nutrire i pulli, quindi possono essere un danno notevole. Un altro danno, sempre sui rondoni,
che diciamo spesso si legge su qualche articolo appunto che si trovano in massa i giovani a terra, e quando purtroppo queste cavità sono esposte a sud a pieno sole e diciamo, i nidi raggiungono delle temperature molto alte, per cui i giovani per sfuggire alla calura precipitano, escono dal nido precocemente. Altro problema che abbiamo rilevato invece qui a Napoli qualche anno fa è che i rondoni in alcune aree della città tendono a usare il vano tapparella diciamo, delle finestre, e purtroppo quando i giovani si agitano per cercare di attirare l'attenzione ai genitori e reclamare il cibo, talvolta restano diciamo, incastrati nella tapparella a volta, e quando uno apre e chiude la tapparella rischia che li uccide, non volendo, non sapendolo, e camminando purtroppo diciamo, la mattina presto, quando le tapparelle sono ancora chiuse, si può vedere qualche rondone morto appiccicato alla tapparella chiusa, ed è proprio diciamo, molto triste di questo diciamo, problematica legata a questi nidi purtroppo non sicuri, in cui la specie non è attrezzata per proteggersi da queste eventualità. Quindi suggerimento a controllare, lasciare chiuso il tapparello, tanto vuol dire che succede. Allora, qui in ambito di Napoli, se si sentono dei rondoni del vano tapparella, che ci può essere appunto un uccello nidificante, e controllare che questo sia vero, e poi può essere opportuno diciamo, inserire una sorta di separazione, magari in legno, fra la tapparella e il nido, in modo che sì, i piccoli restano un po' ingobbiti sotto questo separatore, ma diciamo, evitano di restare avvolti nella tapparella. Grande. E invece sul secondo tema, questa estinzione, perché 500 specie sono, come si dice, un po' volgarmente tanta roba. Sì, diciamo che la situazione è abbastanza drammatica, e purtroppo sappiamo benissimo che non riguarda gli uccelli. Devo dire che come dire, quella pubblicazione che appunto è stata pubblicata è davvero importante e allarmante, ed ha una proiezione tutto sommato per i tempi che stiamo vivendo abbastanza lunga, da qua a 100 anni. Devo dire che io sono molto preoccupato già da qua ai prossimi 10 anni. La situazione è veramente drammatica. Prima di entrare nel dettaglio di questa pubblicazione, volevo dire che le specie note di uccelli nel mondo sono circa 10.000, ma se ne stimano che ne esistono almeno 18.000, per cui noi abbiamo quasi la metà delle specie di uccelli che ancora non abbiamo trovato, perché vivono in luoghi remoti, foreste pluviali o luoghi diciamo, appunto irraggiungibili, poco battuti, e molte di queste specie che tuttora non abbiamo mai descritto, scientificamente non esistono, probabilmente si estingueranno prima che le descriviamo. Quindi perderemo qualcosa che non abbiamo mai saputo di avere sul pianeta insieme a noi, e questa secondo me è una grande perdita. Purtroppo l'emergenza climatica, che nell'ambito di questa pubblicazione è il nemico numero uno, devo dire che col passare del tempo viene presa sempre più sotto gamba. Quindi non vedo presa sotto gamba, e invece sembra accelerare. Sì, accelera assolutamente, e fa danni incommensurabili. Cioè, basta pensare a tutte le specie di quota del nostro Appennino, delle Alpi, dei rilievi europei, che ormai hanno un ambiente di quota molto più spostato verso l'alto, e quindi è fondamentalmente molto più piccolo. Cioè, la cima disponibile in cui c'è la loro nicchia ecologica, il loro habitat, ormai è una frazione talmente piccola che questi animali non possono spostarsi oltre la vetta, non c'è nulla al di sopra, per cui possono solo che estinguersi. Niente di meno. Niente di meno. No, scusa. Sì, no, Paola stava chiedendo a me di intervenire. Ecco, io vorrei dire anche un'altra cosa.
periodo di forte calura, periodo veramente tosto. Possiamo fare qualcosa per i volatili? Cioè la famosa cassettina o casettina di legno che si fa di solito per i fringuelli, i passerotti, possiamo aggiungere qualcosa? Allora, in estate diciamo, l'aspetto più importante, soprattutto in luoghi urbani, è diciamo, consentire a questi animali di bere, quindi di diciamo, comprare dei abbeveratoi bassi, tipo dei sottopianta per intenderci, ma la cosa importante è gestirli, non metterli con l'acqua dentro e basta, perché sennò diventano soltanto un luogo per larve di zanzara. Vanno diciamo, messi all'ombra con acqua fresca, puliti ogni giorno, sostituita l'acqua, e soprattutto va messa, cioè, serve un abbeveratoio che abbia un lato obliquo, in modo che cioè, in relazione alla lunghezza delle zampe, alle caratteristiche di della singola specie, l'animale si può porre nel modo più comodo da bere, perché a volte questi abbeveratoi, se costruiti male, possono addirittura diventare delle trappole, per cui l'uccello va a fare il bagnetto, poi non riesce più ad uscire e muore annegato. Per cui bisogna sempre far sì che un lato dell'abbeveratoio consenta un'uscita molto agevole. Ecco, e questo mi sembra molto interessante. Quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Allora, i miei prossimi impegni diciamo, sono in relazione agli uccelli marini soprattutto. Sto lavorando su varie specie, che sono il gabbiano corso, la berta minore e il fratino. Nell'ambito del fratino forse sto facendo diciamo, mi sto occupando di aspetti più divertenti, se vogliamo dire, che visto le notizie nefaste che ho dato, mi piacerebbe chiudere con una nota diciamo, di positività. Ho marcato fratini in 3 regioni diverse d'Italia, che sono il Molise, la Campania e la Calabria, quindi su 3 mari diversi, sono il Tirreno, lo Ionio e l'Adriatico, per capire diciamo, le differenze fra le varie popolazioni, e ho marcato questi individui con dei codici alfanumerici univoci, quindi come se li avessi battezzati per certi versi, e quindi li stiamo seguendo. E proprio qualche giorno fa uno di questi individui è diventato per la prima volta padre, che ha schiuso dei piccoli. Quindi lui era nato l'anno scorso nelle Marche, ora questo individuo che abbiamo chiamato Anton si è riprodotto per la prima volta il Molise e ha schiuso per la prima volta dei piccoli, quindi diciamo, grazie a questo progetto sto seguendo questi uccelli a livello individuale, il che mi dà molte soddisfazioni, perché si crea un legame empatico ed emotivo con questi uccelli molto forte. Ma straordinario. Paola. Si spostano così tanto questi animali? Allora, in questo periodo no, però diciamo, in fase migratoria, quindi da inizio settembre in poi e all'inizio della primavera, sì, e i siti di svernamento, l'aspetto interessante dei fratini è che non sono necessariamente a sud. Noi siamo abituati a immaginare un uccello migratore che passa l'inverno più a sud rispetto al luogo in cui vive in estate, invece nel fratino, forse anche a causa dell'emergenza climatica, queste aree di svernamento a volte sono a nord rispetto al sito di nidificazione. E tipo, ad esempio, abbiamo una fratina campana che passa l'inverno nel nord del Lazio, ci sono dei fratini macchigiani che passano l'inverno a Trieste, e quindi fanno queste migrazioni quasi inverse. Incredibile. Beh, è bellissima questa storia. Sì. Questo per i fratini è meraviglioso, veramente. Quindi, sì, stupiscono sempre. Diciamo, come gli animali possono sorprenderci ogni giorno, cioè non sappiamo nulla. Sì, infatti quando si parla di estinzione, l'aspetto che mi mette più tristezza è quante cose ci perdiamo e quanti diciamo, motivi di stupore non avremo mai l'opportunità di studiare e osservare. Credo che diciamo,
la maestosità di un'aquila faccia piacere da osservare anche a un non ornitologo, e che un'aquila se si fosse estinta prima di essere scoperta, nessuno mai avrebbe potuto immaginarla e disegnarla, e quindi l'idea che si stanno estinguendo le specie che non abbiamo ancora descritto dà l'idea di quanto stiamo perdendo. Sì, esatto, tra l'altro parlando di foreste pluviali mi è fatto venire in mente un pezzo che ci ha scritto l'ecologo Paolo Galli, che è professore di Cocca, e scriveva appunto che queste foreste pluviali sono ambienti che noi non immaginiamo assolutamente, sono ambienti unicissimi, ambienti molto particolari in cui una creatura che muore prima ancora di posarsi a terra si è quasi dissolta, no? Dal caldo, dalle temperature che ci sono, e però sono luoghi anche di grande fragilità, importantissimi per il pianeta, per il cambio, per la biodiversità, ma anche luoghi molto molto fragili, e non sappiamo esattamente tutto quello che c'è là dentro da scoprire. E quindi dovremmo veramente diciamo che tutto quello che ho detto sugli uccelli, se pensiamo agli insetti ad esempio, va moltiplicato per 1000, perché anche lì sono veramente migliaia le specie che non sono state ancora scoperte, perché probabilmente non scopriremo mai. Certo. Niente di meno. Rosario, grazie mille per essere stato con noi. A voi. È sempre un'occasione straordinaria di parlarti. Ricordiamo che sei un grande ricercatore e continuiamo a seguirti. Grazie. Buon lavoro. Buona serata. Ciao. Buona serata. Paola, tu resta, facciamo un breve jingle di 10 secondi e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Paola, io ti rubo ancora qualche minuto, scusandomi ancora per il ritardo, alle 19 1 minuto e 36 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Cosa c'era di bello? Io lo so perché l'ho visto. Cosa c'era di bello ieri su Buone Notizie, il dorso che tu curi insieme alle tue colleghe e ai tuoi colleghi sul Corriere della Sera? Orpo, aspetta, scusa, che lo apro, perché in realtà io il lunedì pomeriggio cominciamo a lavorare su quello successivo, e quindi la mia concentrazione è già passata. Abbiamo raccontato proprio in apertura dell'isola del Tino, che grazie a un'isola che c'è nel Golfo dei Poeti, fuori da Spezia, e quindi vicinissimo alla nostra Lombardia e anche il nord Italia, Liguria, Toscana, Lombardia, è un'isola al Tino che per molto tempo è stata un'isola preclusa alle visite della gente comune, di noi altri, perché era un luogo di della difesa militare. In realtà, grazie a un'associazione di persone comuni, moltissimi soci arrivano dall'Australia, dal Nord America, da tutto il mondo, si è riusciti ad aprire le visite, naturalmente con molta delicatezza, punti di piedi, anche per chi ha una disabilità, quindi con tutti i presidi di aiuto, è diventato un modello di accessibilità. E ci ha raccontato questa storia un nostro collega che adesso è in pensione, Marco Gasperetti, un bravissimo collega che è stato corrispondente per moltissimi anni a Toscana, e ha raccontato questo viaggio nell'isola del Tino che io non ho mai visto. So appunto che adesso è possibile visitarla ed è un'occasione unica, perché pur essendo un sito della difesa, però non era usato come base logistica militare, d'accordo? E quindi è un luogo di conservazione della biodiversità, un luogo magico. Non ci andremo a mettere il lettino per prendere i soli d'estate, ma si potrà visitare il punto dei piedi, ed è uno di quei luoghi preziosi che vengono salvaguardati, forse in questo caso anche grazie al fatto che appunto per moltissimo tempo è stato un luogo interdetto, e quindi non era possibile avere l'accesso delle grandi masse che a volte sono tanto belle, tanta democrazia, però distruggono anche gli ambienti. Molto bene. Allora Paola, io ti ringrazio e ci ritroviamo mercoledì prossimo, va bene? Grazie a te, buona settimana a tutte e a tutti. Di nuovo.
E adesso una piccola pausa e ci sentiamo Piero Umiliani, La dottoressa del distretto militare, 1977, a tra poco. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, era il 1977, questo era appunto Piero Umiliani, la dottoressa del distretto militare, anche qua un Luigi Fenecchi in grande spolvero. Vedete, molti oggi storcono il naso, dicono quel film, la figura della donna, eccetera, eccetera. Da un lato era anche erano film figli pure della rivoluzione sessuale del 68 ed era anche un cambiamento della società. Pensate questo, nel 76, quando la Spagna aveva Francisco Franco morto da nemmeno 6 mesi e 36 anni di dittatura che definire fascista e farle un complimento, la Spagna del 1976 a un certo punto venne fuori, lo chiamavano il cinema de destape, il cinema dei nudi. E tanti film italiani, per esempio, con Gloria Guida, con la Fenech, con Femi Benussi, eccetera, 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 Nadia Cassini e così via, venivano tradotti in spagnolo, doppiati in spagnolo ed esportati lì. E lì, a loro volta, nacque tutto un filone di cinema de destape. Fu una reazione ad anni in cui nulla si poteva dire, nulla si poteva fare. E per quanto io so e per quanto mi è stato raccontato, poi non so se sia una leggenda metropolitana, ma voglio credere che sia così. Quando nel 2003 Baghdad venne liberata, uno dei primi film che venne proiettato nei cinema per segnare proprio che era caduto il regime di Saddam fu o la liceale o l'infermiera di notte con Gloria Guida, incredibile ma vero. La libertà arriva quando si è nudi alla meta. Incredibile, però è proprio così, la libertà arriva quando si è nudi alla meta. Allora, adesso noi continuiamo questa serata, la colonna sonora, vi ripeto, è dedicata ad Alvaro Vitali, abbiamo cominciato con il tema di Amarcord, poi abbiamo avuto l'insegnante, ora la dottoressa del distretto militare, però adesso è il momento di dare la parola all'amico Alex Cereda. Alex Cereda lo conoscete tutti, fa con me, interviene molto spesso nel garage dell'Alfista, è una persona di più che comprovata qualità umana, oltre che naturalmente competenza di alfista, e mi ha raccontato un piccolo scoop, lo possiamo tranquillamente definire così. Alvaro Vitali, lui conosceva Alvaro Vitali perché sono dello stesso quartiere, ora lo spiegherà lui nel faccia a faccia, ma la particolarità di questa nostra conversazione è che Alvaro Vitali nel 2012 avrebbe dovuto recitare in un ruolo drammatico
ma come il famoso film Il viaggio di Mastorna di Fellini, che non venne fatto mai da Fellini, nel suo caso perché lui era scaramantico e Gustavo Roll gli aveva detto, il sensitivo gli aveva detto se fai sto film muori. Nel caso di Alvaro Vitali sono entrate altre variabili e questo film non si è fatto mai, ma è un film molto particolare, un cortometraggio per la precisione. State a sentire che cosa ci siamo detti io e Alex Cereda, che ringrazio di cuore del suo tempo e della sua testimonianza. Vai pure, Sveva. Allora, il mio ospite di questa sera lo conoscete tutti nelle vesti di alfista, e che è alfista ogni sabato, quasi sempre lui c'è. Lo ringrazio anzi per la sua presenza e per il suo sempre interessante contributo, è Alex Cereda. Però stasera è nelle vesti di testimone, non dell'Alfa Romeo, ma di un personaggio che ieri è venuto a mancare e che io onestamente ho sempre ritenuto un grande attore che però è rimasto vittima della maschera di Pierino, ma è un signore che ha fatto una serie di film di fila con Fellini e che era in rapporto diretto con il maestro di Rimini. Questo grande artista era Alvaro Vitali. Alex, tu come l'hai conosciuto Alvaro Vitali? Allora, buonasera a tutti, buonasera a te, a tutto il nostro pubblico. Più che conosciuto, devo raccontare la storia dietro. Sì. Io ho lavorato nel settore cinema non come attore, ma come generico, attore comparto. Avevo per l'età di diventare attore quando feci un provino con i Fratelli Italiani, però il mondo del cinema allora, ma oggi ancora peggio, era fortemente influenzato da tanti fattori. Ho sempre avuto una passione per il cinema, e nel 2012-2013 mi venne l'idea di girare un cortometraggio. Io ero amico di Mario Colombaioni, uno dei Colombaioni famosi clown, a cui Fellini dedicò il film Clown, appunto. Sì. Era il Pinocchio, il compratore di somari in Pinocchio, che lavorò in Ava Spettacolo con Totò, con Tina Pica, eravamo molto amici. Insomma, Io grande andavo a cinema trovare. aggiungerei. È il grande cinema, io lo andavo a trovare a volte a casa a Dragona o a casa che aveva Roma, e chiacchieravamo. Un giorno disse: "Guarda, dico, mi piacerebbe girare un cortometraggio, mi piacerebbe prendere un attore, certo che dovevo potermi permettere, che magari era un po' abbandonato, ma che un attore comico che potesse fare un ruolo, non dico drammatico, ma particolare." E allora mi disse: "Guarda", dice, "io mi ricordo un clown, Alvaro Vitali, e che era un personaggio che io, tra virgolette, conoscevo, perché dove abitavo, nel quartiere Marconi, io praticamente abitavo dalla finestra di fronte a dove abitava la nonna e la zia. La nonna, quando arrivai io, era morta da poco, comunque, però ci abitava ancora la zia, quindi incontravo spesso Alvaro Vitali, avevamo anche lo stesso barbiere, ma era limitato così a un saluto, il fatto che tutti lo salutavano, specialmente nel quartiere Marconi, che lui era cresciuto. La mia idea era di farlo lavorare in un corto mediometraggio che volevo girare in pellicola. E tra gli attori avevo scelto Alvaro Vitali, che dopo tante mail che non mi rispondeva, finalmente ebbi la possibilità di avere un contatto con lui. E poi in quello stesso film, guarda caso, c'era un'attrice che lui conosceva molto bene, che era la mia amica Nicoletta Piersanti. Nicoletta Piersanti era nel film di Pierino, la fidanzata di Pierino, se ve la ricordate, nella scena in cui diceva: "A me la banana caffè", insomma. Sì, sì, sì. E poi la Piersanti veniva come caratterista, aveva già lavorato con Nino D'Angelo, aveva lavorato con tanti altri attori. Era anche vicino a sua di casa, perché la Piersanti da giovane abitava vicino a casa mia, poco più avanti del portone dove abitava la zia, la nonna e anche Pierino, Alvaro Vitali. Lui fu cresciuto dalla nonna. Sì. Tutto il quartiere lo sapeva e ne andava orgoglioso, perché comunque era un ragazzo che la nonna aveva fatto di tutto per salvarlo, perché non andava d'accordo con i genitori, lo volevano chiudere in riformatorio, la nonna lo prese a 8 anni e lo tenne per sé. Tra gli attori poi scelse anche un altro amico, che era Marco Antonio Andolfi, famoso per un solo film, che si chiama La Croce delle Sette Pietre, dove era attore e regista, un film di un cult movie di serie B che in Oriente è diventato veramente un film
eccezionale. Io ogni tanto lo accompagnavo nelle presentazioni. Quindi la mia idea di fare questo cortometraggio era un po' bizzarra, ma era interessante perché avevo Alvaro Vitali, certo non avevo ancora concordato il tutto, ma gli avevo creato un personaggio ad hoc, molto estremo, molto serio. Io quando gli scrivevo gli dicevo è fatto per un ruolo drammatico. Come tanti attori comici, vedi Franco e Ciccio, Sì. basta vedere l'interpretazione della Giara, a un certo punto, perché fare il comico è una cosa molto seria. Sì, sì. E dietro la comicità ci sono grandi tristezze. Il comico, come Totò, nella vita privata era molto, molto triste, molto riservato, però nel pubblico rideva. Ecco, dietro tante risate spesso c'è una certa tristezza. E quindi il ruolo di Pierino mi piaceva. Il ruolo che avevo scelto era di un Gesù che tornava negli anni 2000, tornava sulla terra ma in sembianze completamente diverse, quindi non alto, biondo con gli occhi azzurri, ma bassino, cicciottello e un po' tontolone, tant'è che al suo arrivo alla stazione Termini, nella sceneggiatura che avevo scritto, lo immaginavo che si trascinava una croce e uno zainetto. Quindi qualcosa che iniziava con una certa ilarità, comicità, ma che poi durante lo sviluppo era un filmato molto più serio, perché Sì. questo personaggio si camuffava in mille modi per cercare di far capire chi era, ma nessuno gli credeva. E quindi un Gesù che poteva essere chiunque di noi, poteva incontrarlo nella metro, poteva essere il postino che ci portava la posta, poteva essere un commesso, un cameriere, un impiegato, qualunque. Il ruolo era molto particolare e ci vedevo abbastanza bene, quindi li avevo già definiti. Purtroppo alcune problematiche non legate a lui, perché ovviamente non avevamo poi concordato ancora, ma ero sicuro perché avevo un budget che potevo disporre, non era tantissimo, ma era secondo me sufficiente a poter coprire non solo gli altri due attori. La Piersanti, una mia amica, non voleva tornare in cinema a lavorare, però mi disse che una particina l'avrebbe fatta. Andolfi, anche Andolfi, anche se un personaggio eclettico molto particolare, mi ricordo le volte che uscivamo insieme, sì, si riusciva in qualche modo a coinvolgerlo, però essendo un cortometraggio girato in pellicola, chi ha mai lavorato con la pellicola, con l'avvento del digitale, sa che i costi sono enormi. Sì. Io insistevo a girarlo in pellicola perché per me la pellicola resta ancora il vero film. La pellicola in realtà deforma la realtà, ma la deforma in senso onirico. Tu quando vedi un film in pellicola sembra un sogno, i colori un po' sgargianti, i toni chiaroscuri molto più forti e danno un'interpretazione nell'interpretazione. Addirittura io comprai una buona scorta di pellicole che giacciono nel mio frigorifero per diversi anni, anche in bianco e nero, perché la mia idea era quasi quasi di girare in pellicola in bianco e nero. Che meraviglia. Sarebbe stato un cortometraggio, poi un mediometraggio. La sceneggiatura era molto interessante, con un finale veramente, veramente particolare, che magari non ho tempo di spiegarlo, ma ti dirò poi in privato, se capiterà qualche altra volta di parlarne. Sì. E avevo tutti gli elementi importanti. Il problema qual era? Erano più di uno. Quando tu pensi di girare e investire in un mediometraggio e sei da solo, devi coordinare tante persone. Avevo bisogno di una seconda unità perché io avevo abbandonato la Cinepresa tanti anni prima, quindi comprai la Reitina, comprai Moviole, comprai tutto il Super 8, ma ci voleva qualcuno che avesse esperienza con i filtri. Tu non è che puoi girare e poi dopo un mese che ti arriva lo sviluppo dici rifacciamo la scena. E quindi questo aveva un costo importante, tant'è che il mio budget lo dovetti raddoppiare. Quindi Ma stiamo parlando di quanto? 30 anni fa? 2012, 2011, 2012, 2013. Beh, questa è una notizia, cioè un ruolo drammatico per Alvaro Vitali è una notizia che ci stai dando. Sì, anche poi questa storia di questo film mai fatto è un po' felliniana, perché mi ricorda molto Il viaggio di Mastorna detto Fernet, no? Il più famoso film mai fatto della storia del cinema. Ma io il cinema l'ho frequentato per diversi anni, anche se un po' in retroscena, generico o fatto da parti al posto di un altro, perché
o erano pericolose perché non c'erano, magari quel giorno mancava il postino, l'ho sostituito io, mi hanno vestito con gli stessi vestiti, era una misura quasi doppia della mia e facevo anche questi ruoli. E ho fatto un po' di tutto, anche in TV, in programmi di TV e televisivi girati comunque in pellicola, allora 16 e 35 mm. Il ruolo di Pierino mi piaceva perché lo sentivo. Io da quando, già da ragazzo, da prima ancora di frequentare il cine TV, avevo quest'idea del regista, ma non del regista di successo. Mi piaceva, io allora giravo da ragazzino le pellicole in Super 8 e i miei spettatori erano le Paoline della mia città, che una domenica alla settimana ci riunivamo con gli altri giovani ragazzi e proiettavamo le pellicole. E un paio di volte portai dei cortometraggi muti addirittura, neanche col sonoro, per farli visionare. Avevo questa passione della pellicola. Però, L'idea di portare Alvaro Vitali in un ruolo drammatico la sentivo fortissimo, fortissimo. Tant'è che a un certo punto raddoppiai l'investimento per essere sicuro che almeno Alvaro Vitali potesse essere tra le mie scelte. Quel periodo mi ricordo, mi fece sapere che doveva girare una pellicola in Puglia che poi non andò mai pubblicata, io sappia non andò mai pubblicato nel cinema. Trovò un produttore pugliese danaroso, però comunque questa pellicola sparì. E l'attesa si protratta un pochettino troppo, quindi cercare un operatore che mi poteva essere disponibile. Ne trovai uno che stava fuori e mi costava non solo ogni giorno, ma dovevo provvedere all'albergo, quindi vitto e alloggio. E un assistente ne avevo bisogno perché avevo l'idea mia era registrare l'audio in Nagra, poi in Super 8 e poi fare una versione televisiva con un telecinema per il video. Conoscevo queste tecniche perché avevo fatto il cameraman quasi 10 anni, avevo lavorato anche nei transfer, quindi l'idea della pellicola mi sollecitava tantissimo e questa cosa mi è rimasta nel cuore, tant'è che mentre vi parlo io, di fronte a me vedo una parte del corridoio di casa mia, ho ancora le apparecchiature, muovevo la compresa che comprai all'epoca per poter la cinepresa eccetera, per poter fare questo corto. Il corto poi non andò più avanti perché a un certo punto la salute di Nicoletta Piersanti peggiorava e allora pensavo l'idea di cambiare qualcosa. Marco Antonio Andolfi, per chi l'ha conosciuto, era un personaggio buono, bravo, ma ebbe un'aggressione, più di un'aggressione, pensiamo che sia stata vera, da alcune persone che lo avevano per storcere del denaro, lo avevano ridotto in fin di vita più volte. Quindi psicologicamente dovevi trovarlo nel giorno giusto. E quindi lavorare con personaggi così, quando tu investi, posso dire la cifra, 10.000 euro, che non è poco per un cortometraggio, non è facile perché rischiavi che magari a metà girato qualcosa non andava e perdevi tanto, cioè non è potevi dire non vi pago o non va. Quindi la responsabilità era enorme. Poi partecipare ai film festival, io lì ho scoperto il sottobosco e mi dispiace dirlo, ma io questa cosa dei finanziamenti eccetera la so da tanti anni. Io non ho neanche fatto richieste dei finanziamenti, uno perché non mi sembrava corretto nei confronti di chi ha veramente capacità e ho detto vabbè, se ci credo ci investo. Però mi sono accorto che partecipare a quei film festival doveva avere un colore politico e già lì mi bloccarono. Andarono a vedere il mio profilo su Facebook e qualcuno mi disse chiaramente, nonostante io non abbia idee politiche particolari, notarono che non ero di quel colore politico che allora governava tutto il mainframe del cinema, anche dei cortometraggi. certo. E quindi là già mi bloccavo, o cancelli il profilo di Facebook o non ti facciamo partecipare. È stata proprio questa cosa, perché alle mie insistenze mi risposero in questo modo. Quindi ostacolato in questa maniera, completamente da solo, ripeto, completamente da solo, mi presi un po' di tempo. Tempo che poi arriviamo al 2017 e dovetti dire addio al progetto, 2018-2017 per questioni familiari, la malattia di mia madre, poi la successiva morte di mia nonna, le uniche persone che io avevo, mi portarono ad altro. I soldi li ho speso in qualcosa che tu hai grande passione, ovvero mi servirono li deviai per l'acquisto in parte di una macchina, di un Alfa Romeo, una macchina da corsa, dovete ovviamente aggiungere altri soldi, con molto rammarico, perché dico la verità, ero ritornato sull'idea di girare
in pellicola, però i costi sono aumentati. Ti faccio un esempio. Sì. Per sviluppare, intanto, il costo della pellicola di qualità dipende se lo vuoi in positivo o in negativo, un bianco e nero di una certa sensibilità, un colore, sviluppo e stampa per 15 metri si aggira intorno ai 100 euro. 100 euro, 30 metri, tu li fai in un attimo. Tu rischi di non girare neanche una scena, perché non tutti i chuck vanno bene. Allora nel filmato volevo anche mettere all'interno un'altra mia amica, che è Edda Di Benedetto, attrice e soprattutto cantante, perché faceva parte del Telaio Magnetico di Franco Battiato, fece un gruppo insieme al marito Mino Di Martino dei Giganti che si chiamava Albergo Integratico Spaziale. Avendo tante conoscenze cominciai a volerle influenzare tutte, anche Claudio Rocchi, un altro mio carissimo amico, cioè persone che veramente sento amici perché condividevamo tante cose. Quindi quel cortometraggio doveva essere un po' una famiglia, cioè i miei amici, la storia della mia famiglia. E di Alvaro Vitali ero legatissimo perché lo incontravo spesso, lo vedevo perché o in giro per Roma, o le ultime volte lo incontravo in un ristorante romano dove io andavo spesso e andava lì con degli amici, lo vedevo, ci siamo sentiti via messaggi, via mail. Forse una volta mi ha pure telefonato, sono passati 15 anni, non me lo ricordo. Comunque erano dei contatti che io volevo mantenere. A un certo punto però non ho più dato continuità proprio per queste problematiche che non puoi spiegare a un attore, non puoi dire a un attore voglio girare un film con te, lui ti dice sì e poi dici no, io ho queste difficoltà. Non me lo puoi raccontare, c'è un orgoglio personale e quindi nel silenzio dai la risposta ai tuoi quesiti. E ieri, visto che Alvaro purtroppo ci ha lasciati, mi è dispiaciuto tantissimo ancora di più, ricordando ancora la mancata collaborazione che anche se in maniera infinitesimale, avrebbe fatto parte della sua filmografia. Soprattutto per l'idea, seppi dopo però, che anche la mia idea di fargli fare un'altra parte, perché ero indeciso tra due sceneggiature, poi scesi quella su Gesù, in un'altra parte invece la parte, volevo fargli fare la parte di un sacrestano di un prete, e poi seppi che veramente aveva presentato la cosa con un'idea simile, probabilmente Sì, Don l'aveva già da Pierino, se prima. non sbaglio, l'aveva chiamato. Una specie di Pierino, io invece la vedevo come un prete di una periferia, di una grande città che combatteva con il crimine o comunque con un quartiere che lo aveva, come succede per tanti preti, quelli che vivono in trincea, nelle periferie delle grandi città, dove parlare di droga diventa quasi un tabù perché si viene fortemente attaccati. C'è chi purtroppo è morto anche a Roma per mettersi contro certi delinquenti. Quindi le idee ci sono state. Ho tenuto le pellicole in frigo per tanti anni, poi le ho cedute a buon prezzo per aiutare una filmmaker bolognese che non conoscevo, ha messo in annuncio e insomma mi fece una proposta di prezzo che era una frazione di quello che avevo comprato e gliel'ho dati volentieri. Però tornano in me questi ricordi, anche le chiacchiere con Claudio Rocchi di quel periodo, di volerlo coinvolgerlo, era contento. Eravamo inseriti anche in un altro progetto di Franco Battiato che io ho raccontato nel mio profilo di Facebook, e quindi avrei preso i miei amici più cari o comunque le persone che già avevano lavorato in cinema o in musica, eccetera, per dargli a loro una particina. Però mi sono dovuto arrendere un po' per le difficoltà e soprattutto il fatto dei costi che andavano a lievitare senza avere una certezza, perché mi sono intestardito, e lì mea culpa, a volerlo girare su pellicola, perché credo che, come credo nell'analogico, nel suono analogico, io lavoro nel settore musicale da tanti anni, nella progettazione, il suono analogico ha qualcosa in più che il digitale non ci potrà mai dare, cioè l'anima. Come dicevo, la pellicola dà una qualità diversa, basta guardare un film anche nel televisore di casa da 100 pollici, poi vedere lo stesso film in cinema in pellicola. La pellicola ti dà una tridimensionalità, un qualcosa di subliminale che il video perfetto della TV, del digitale, eccetera, non ti darà mai. Quindi il significato era questo. Anche con i difetti della pellicola, un Super 8, una risoluzione medio-bassa,
ma nella sua bassa risoluzione ti dà l'anima. Un po' come, voglio fare un paragone estremo, no? Quelle casalinghe che tu incontri al supermercato, normali, e poi la sera magari si truccano per i loro mariti, si fanno belle, si vestono e regalano notti d'amore straordinari. Così è la pellicola, così è il Super 8. Ha un costo rispetto alle altre pellicole più basso, ma rimane abbastanza alto. È più difficile girare il Super 8 per questioni di sensibilità della pellicola e di grana, perché quando tiri troppo la pellicola, quindi usi dei filtri più aperti per cercare di far andare più luce, tanto più grana prende la pellicola, quindi la qualità non è perfetta. Però in quell'imperfezione io vedevo e vedo ancora la perfezione. Certamente. Quindi a maggior ragione voglio riprendere l'idea del filmato, non ci sarà più ovviamente il grande Alvaro Vitali, però è un progetto che da questa notte mi riprende in testa, proprio perché non è il mio carattere lasciare le cose a metà. Se ho avuto qualche piccolo successo nella mia vita è perché la mia testardaggine, grandissima testardaggine, mi ha permesso di non mollare in nessun modo. Questa è un'avventura che, ripeto, anche se non realizzata, la vedo realizzata in me, nel senso che già il pensiero di volerla fare è come stare a metà cammino. Perdonatemi la mia filosofia, Sì. però è così. Se tu lo pensi, lo desideri, già sei a metà. Se poi non si realizza, la tua volontà ce l'hai messa. E non è stata, perché è anche colpa mia nell'aver non mollato. Mi sono reso conto che il rischio era elevato. Rischiavo che nello sviluppo non mi trovavo quelle luci, quelle cose che avevo scelto. Gli operatori seri non ti lavorano in Super 8, se non bravi appassionati, vogliono come minimo il 16 mm che ha costi elevatissimi. Il 35 è impossibile, perché pochi metri di pellicola costano tanto. E girare significava fare diversi chuck, avere, per esempio, per avere un segretario, perché non ci sono più queste passioni. Io in passato, da ragazzino, facevo l'assistente gratis, non lo prendevo che lo facevano per me, però mi chiamavano e andavo. Ora non c'è più l'appassionato, ora ti dicono quanto mi dai e non hanno neanche la volontà di lavorare, quindi anche che tu li paghi, non hanno quella capacità, quella gioia che possono condividere. Se tu non hai persone che condividono lo stesso piacere con te, perché il guadagno non c'era solo una perdita, quando tu presenti un cortometraggio in un festival e finisce lì, non è che ti chiamano per girare altro. Io l'avrei fatto solo per quello. Non mi spaventava l'idea che mi mettevano i bastoni tra le ruote all'inizio, non è una cosa che mi preoccupava più di tanto. Conosco di ambienti e sono stato infiltrato, tra virgolette, tante volte, perché non puoi esprimere idee che non siano di un certo colore. Ma non dico questo per far polemica, Certo. lo dico solo perché, non per giustificare, per raccontare. Io ho pubblicato qualcosa stamattina, ieri sera sul mio profilo, qualche amico mi ha chiamato, ha voluto dei chiarimenti. E io ho detto quello che è stato nel mio pensiero. Poi tu ci siamo sentiti, mi hai proposto di parlare di questo progetto mancato, a che, ripeto, per me è come in parte se si fosse realizzato, perché avevo tutto quanto, c'è ancora la sceneggiatura conservata, le pellicole ho dato via, molto del materiale mi è rimasto, compreso 2 belle cineprese, e i ricordi di scambi di mail con operatori, con appassionati, con cineasti, eccetera, anche con tecnici che avrebbero poi provveduto a fare una versione gonfiata in un formato alta risoluzione video, e che mi prendevano per matto, perché solo un matto può investire quella cifra in un progetto. Io non è che mi avanzavano i soldi, però io quando desidero qualcosa non sono come un innamorato, non guardo alle spese. E hai fatto bene, stai parlando con uno che ancora fa le fotografie in pellicola, anzi che è Ecco, tornato a farle in pellicola. lo volevo dire, ecco, lo Scusa, ricordo benissimo. cioè, sai bene che trovi tantissimo. orecchie attentissime, no? Io ti ammiro tantissimo e diverse volte io ho commentato i tuoi lavori, perché l'uso anche in fotografia della pellicola è qualcosa di assolutamente straordinario, e chi ti dice che è meno pratico, che è costoso, eccetera, non dagli più un saluto, perché significa che non ha capito che cosa c'è lì e non potrà mai capire chi ricompra una 35 mm
si fa 24-36 scatti, cambia il rollino, porta il rollino a sviluppare, se lo fa spuntinare, se lo fa correggere, non c'è il digitale che ti aiuta. O sei bravo o non sei bravo, fine. Senti, per concludere, che cosa resta di Alvaro Vitali? Anche perché mi dispiace molto il fatto che lo associno solo a Pierino. Voglio dire, lui ha recitato dentro a Marcord, Roma. Allora, Marcord, Roma, ha fatto parecchi film, tra virgolette, seri. Mi sfugge uno che girò nel 74-75 con grandi attori. Lui poi prese la piaga di Pierino perché aveva il viso tipico da Pierino, andavano di moda le barzellette di Pierino, io quegli anni ero adolescente o preadolescente, e erano le barzellette di Pierino, non c'era internet, non c'era la pornografia di oggi che dilagava così, c'erano le battute ma non erano poi così volgari. Pierino era volgarissimo, ma oggi sarebbe niente, però era divertentissimo. Rimane nei cuori di tutti noi una parte del nostro passato. Chi ha vissuto quegli anni, o da grande o da piccolo, Pierino era un mito. Io ricordo la fila ai cinema e andavamo un'ora prima per avere un posto a sedere, e tanto ci piaceva che io e i miei amici ce lo guardavamo un'altra volta. C'erano le maschere che quando accendevano la luce ti buttavano fuori perché non volevano che tu rivedessi nuovamente il film, perché fuori c'era un mare di gente che voleva entrare. Era un mito, ma la generazione attuale non potrà mai capirlo. Rimangono i film, rimangono la collaborazione con Fellini. Lui è un felliniano a tutti i sensi. Cicciottello, Bassino, onirico. Sì, senz'altro, perché comunque era un sogno. Fellini stesso lo disegnava a volte come una zanzara, con un naso enorme. Un uomo che aveva vissuto, non dico la povertà, ma aveva vissuto momenti difficili. Un uomo che sento vicino perché è cresciuto da una nonna, ecco. Quindi, come me, eravamo di fronte, io mi affacciavo e vedevo casa sua, casa della nonna, della zia, più che altro. E quando veniva in quartiere era festa, lo vedevo, salutavo tutti, era un po' riservato, non era però era un personaggio, tutto il quartiere Marconi lo adorava, e rimane questo, un ricordo di un grandissimo personaggio. Non voglio dimenticare, non voglio parlare della sua vita personale, del suo passato, perché sai, in cinema le malelingue dicevano una cosa e poi un'altra. Probabile che magari nel momento di fama il suo carattere fosse un attimino più ristretto verso gli altri, però al di là di tutto rimane un grande attore, neanche un caratterista, io direi proprio un grande attore, che ha perso il treno per fare dei film che lui comunque chiedeva, dove ci fosse un ruolo molto importante, molto serio, ed è stata la chiusura di tanti attori comici fare un film più serio, drammatico, non per dare un saluto alla vita, ma perché per salutare il cinema stesso e per dimostrare che dietro una risata c'è molta tristezza. Esatto. Grazie Alex. Grazie a voi, una buona giornata. Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi se incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare a sentire. Ma io devi dire, dai non me sfinì, studierò, vabbè, domani papà. Scopperò se vuoi domani, lo giuro, però fammi divertire per oggi papà. Arrieri, quante volte te lo devo dire, devi mettere la testa a posto. Devo mettere la testa a posto, e c'è ragione, domani me vado a fare la permanente. Ma cavolo ho fatto per averci un figlio come te? E che ne so, forse ha sbagliato l'alimentazione. Ah, in una piatti te do una pizza, sai? Col fischio senza? Ma fa come te pare. Certo. Se sei come me, non te preoccupare, alla vita è meglio dai del tu. Canta insieme a me, li bossi non c'è sta a pensare, quelli sono fatti apposta per non per fatti a
racconta insieme a me. Guarda il mondo è blu che appare in giù. Quel che poi verrà domani nessuno. Di nuovo a te la linea, Antonino. Benissimo, le 19:39 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie all'amico Alex Cereda per la sua testimonianza. Adesso qui sul nostro Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, abbiamo il telefono aperto 0292947222, ma c'è già una chiamata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi tutto. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va, ça va bien? Très bien, monsieur. No. Ecco, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Che bello ricordarsi di Alvaro Vitali, che è stato un grande attore, un'icona della commedia all'italiana, il mitico Pierino. Veramente si era andato un personaggio che credo che abbia fatto ridere tutta l'Italia e dunque rimarrà comunque nei nostri cuori anche adesso che sta lassù in cielo, è vero? Certo, certamente. Vado con il mio editoriale, ok? Vai pure. Il punto di Michele Caruso. L'adesione del governo italiano, l'esecutivo Meloni, alle nuove direttive della NATO in seno al Consiglio che si è tenuto oggi all'Aia sulle spese militari, ha generato un aspro dibattito che si sta concentrando soprattutto sulle conseguenze finanziarie tout court per il bilancio del Paese, già fortemente indebitato, da un lato e dall'altro, sia tra chi sostiene questa scelta del governo di Giorgia Meloni, la nostra premier, che da parte di chi la contesta. Vengono agitate cifre in realtà inverosimili per vari motivi. In questa fase è semplicemente impossibile definire con esattezza l'aumento della spesa pubblica, soprattutto nella sua progressione anno per anno. Durante il dibattito nell'aula della Camera di Meloni invece, Elly Schlein ha accusato Meloni di mentire perché portare al 5% la spesa militare da noi vorrebbe dire 87 miliardi in più all'anno e 445 miliardi in più in 10 anni. Sono cifre sballate. A quanto pare la Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha tratto i numeri da questo sito facendone un uso discutibile. Il sito di riferimento è quello che ha pubblicato tutta la documentazione annessa e connessa, cioè quello del governo. Peraltro, intervenendo poco prima di lei, il responsabile esteri del partito Peppe Provenzano aveva parlato un po' più realisticamente di 60 miliardi in più, ma anche la Meloni ha manifestato una mistificazione delle cose a tal proposito. Ha detto che quello che l'Italia dovrà sostenere nei prossimi 10 anni è un impegno non distante da quello che nel 2014 il governo di allora prese. Anche questo è un calcolo inesatto perché, stando ai dati disponibili e per quel che è possibile prevedere adesso, l'Italia dovrà verosimilmente spendere dai 3 e 3,5 miliardi di euro in più all'anno. Vado a concludere: l'Italia, adeguandosi alle nuove linee guida definite su iniziativa del presidente statunitense Donald Trump nella riunione del paesi NATO, dunque dovrebbe aumentare la sua spesa per la difesa di quasi 3,5 punti percentuali di prodotto interno lordo appunto del PIL. L'Italia dovrebbe arrivare a spendere tra 10 anni circa 70 miliardi di euro in più rispetto a quelli stanziati quest'anno, ma bisogna tenere in considerazione in primis alcuni dettagli essenziali distanti da ogni rubrik che ridimensionano enormemente tout court la spesa effettiva che l'Italia si è impegnata a sostenere. Dunque, un tuo parere, Antonino, sarebbe veramente gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona serata a tutti. Grazie a te, Michele. Allora, per quanto riguarda la questione NATO, io penso che abbia ragione il senatore Borghi. Va bene, dobbiamo spendere tutti questi soldi, posso anche accettarlo, però a questo punto dobbiamo abolire tutto quello che riguarda i vincoli di bilancio e quindi di fatto rifondare l'Europa, oppure ottenere qualcosa in cambio dagli americani. Benissimo, io sto buttando 60 miliardi nelle armi, tu mi fai una serie di investimenti nel paese, dai lavoro, fai girare i soldi, fai pagare tasse, fai andare avanti l'economia. L'altra
cosa che dico, naturalmente resta inteso che, insomma, a maggior ragione questo significa ripensare tutta la nostra Unione e ripensare anche l'Europa come è stata fino ad oggi. Quindi io mi trovo perfettamente d'accordo con la visione del senatore Borghi Aquilini, che credo sia peraltro un'espressione di estrema saggezza e di senso comune, come direbbe qualcuno. E il senso comune, come vedete, non sbaglia mai. Va bene, noi abbiamo finito per questa sera, chiudiamo con un'ultima canzone dedicata ad Alvaro Vitali, è Gloria Guida che canta La musica è del 1979, è la canzone che chiude L'infermiera di notte che fu anche l'ultimo film di serie B girato da Gloria Guida, che poi decise di abbandonare questo filone. Noi ci salutiamo così, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. La conversazione rimane sospesa, lasciata in attesa di un'altra occasione. Con una esplosione la danza è ripresa, un gesto d'intesa, la mia dimensione. Tuffarsi, poi salire, poi cadere senza fine, scivolare ad occhi chiusi su un tappeto di emozioni. E la musica c'è, la musica è, la musica è qui, la musica è sì, la musica è, c'è, fa, può, sì, la musica è qui. Ballare, ballare, scordare il motorio. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.